Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Sì, ben ritrovati dunque a questo appuntamento di Friuli TV per quanto riguarda i nostri speciali. Vedete già collegato con noi da Gorizia Manuel Rizzi. Parliamo chiaramente di sconti sul carburante in Friuli Venezia Giulia, ma un allarme viene lanciato proprio dai gestori dopo la paventata riforma da parte della regione Friuli Venezia Giulia proprio per il loro futuro. È così, Manuel Rizzi? Buongiorno Omar, buongiorno a tutti. Sì, è così. Abbiamo letto sui giornali, abbiamo visto anche un servizio ieri sera che la Regione sta preannunciando una nuova legge regionale, quindi con l'abolizione delle attuali tessere della benzina regionale, creando una sostituzione con un'app. Un'app che sarà gestita, sembrerebbe, proprio da Instiel, che servirebbe soprattutto per vedere i prezzi dei distributori dei carburanti, ma anche utilizzandola come sostituzione all'attuale tessera regionale. Questa cosa qua ci ha spaventato molto, non soprattutto ai gestori soltanto di Gorizia, ma sto ricevendo telefonate da tutta la provincia e non solo, anche perché è una cosa innovativa, quindi le cose innovative mai dire no, è una cosa brutta a prescindere. Il problema è che in seno a questa nuova app c'è purtroppo una pappata bollente per noi gestori. Rischiamo a questo punto, se viene tutto automatizzato, quindi non soltanto quando siamo presenti noi, ma anche durante quando c'è il self, quindi di notte si può utilizzare questa app, a quel punto tra un po' verrà meno il gestore. Quindi le compagnie petrolifere che dovranno rinnovare delle gestioni potrebbero tranquillamente dire al gestore: guarda, vado a risparmiare e purtroppo non mi servi più, puoi startene a casa, non ti rinnovo più il contratto. Questo Cioè può si succedere. rischia, permettimi Manuel, per spiegare bene ai nostri telespettatori, si rischia la famosa automatizzazione completa, nel senso che anche nel momento in cui il gestore non è presente, automaticamente diventa un vantaggio, come hai detto tu, per la concessionaria che ti dà la possibilità di aprire il distributore di carburante, fa uno più uno e i conti tornano e dunque di conseguenza rischiamo di vedere, come sta succedendo in altri settori, di vedere delle cose diciamo così, immateriali dove tu vai lì e soltanto o con un'app o con una tessera digiti il codice e fai tutto tu senza avere la possibilità nemmeno di scambiare quattro chiacchiere con l'eventuale operatore, no? Giustissimo, e questa è la nostra preoccupazione, anche perché diciamo che analizzando l'evolversi della situazione si comprende che questa volontà parte in primis da alcune compagnie petrolifere, che l'anno scorso, una tra queste è stata proprio la precursore di abbassamento dei prezzi a livello regionale, che dopo abbiamo fatto anche gli sconti massimi, e sta spingendo a questa app. Perché? Perché sul territorio regionale questa compagnia petrolifera ha diversi impianti in ghost. Cosa significa in ghost? Senza gestore. Quindi vai lì, ti fai rifornimento da solo, ma ovviamente paghi nazionale.
Quindi in questo momento chi avrebbe ovviamente come società petrolifera l'opportunità di magari incrementare le vendite? Proprio questa società che sta spingendo in regione perché avviene questo. In più, oltretutto, scoperta da alcune settimane, non siamo gli unici d'Italia. O meglio, la prima regione a fare questa cosa qua è stata la Lombardia, con il governatore Fontana, che non mi sembra che sia uno di lontano dalla Lega, come Fedriga, appartiene alla Lega. E quindi cosa ha fatto? Ha fatto un'app che dovrebbe partire, non è partita a novembre se non sbaglio, è partita proprio a novembre, solo però per i comuni a 10 km di distanza con la Svizzera. Basta, nessun altro. Quindi già avevo sentito che si voleva arrivare a 10 km dal confine, l'avevamo già buttata, quindi cosa facciamo? Copiamo completamente Fontana? Io avevo proposto, la nostra categoria, quando facevo ancora parte della FIBE, aveva proposto di prendere spunto da Bolzano, con la tessera regionale e tessera sanitaria, da 2 fasce, non una, nel senso da 0 a 10, da 10 a 20. E così proprio estremismo totale. In più, però, facendo così si eliminano i gestori. I gestori, se viene fuori questa legge, che deve ancora passare in consiglio regionale, mi auguro che alla fine diversi consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, capiscano le problematiche a fondo e valutino pregi e difetti. Prima di agire bisogna vedere tutti i pregi, tutti i difetti. Se i pregi superano i difetti, allora si applica una norma. Come anche il discorso, bene, lasciamo l'aspetto gestori, andiamo a vedere l'aspetto cittadini. L'aspetto cittadini. Pensiamo alle persone anziane. Le persone anziane si dovrebbero dotare di un cellulare smartphone di ultima generazione o con un'app e andare a fare benzina. Ma io vedo molti miei clienti, per fortuna, mi vengono a fare carburante, ma sono specialmente gli anziani molto in difficoltà e quindi vengono a fare più servizio che fai da te. Quindi se diamo questa opportunità qua a una persona anziana, già con l'app ha difficoltà, ancora gli mettiamo tutto automatizzato, gli sconvolge il mondo. Non siamo, che poi siamo, come ben sappiamo, siamo 1.200.000 abitanti. Abbiamo la maggior parte di persone di una certa età in Friuli Venezia Giulia e stiamo creando una cosa innovativa, troppo innovativa per il pensiero di molta popolazione. Allora, calma un attimo tutti, fermila, discutiamo. Ecco, senti, hai lanciato già il messaggio attraverso le pagine social, attraverso i vari siti internet e via dicendo. Hai già raccolto qualche adesione da parte di qualche politico locale? Allora, sì, sto già avendo diversi riscontri. Ho parlato con sia la Laura Frasolo, che fa parte del PD, ho parlato con Ilaria D'Alzovo, Movimento 5 Stelle, ho segnalato già anche a Giuseppe Niccoli, consigliere regionale di Forza Italia. Quindi sto lanciando a vari consiglieri regionali o politici locali questa problematica, perché la problematica può essere risolta soltanto in consiglio regionale, perché questa legge attualmente non c'è. Vogliono fare una legge nuova, deve essere votata in consiglio regionale, ma i consiglieri regionali devono essere messi in modo tale che hanno tutte le informazioni. Non possono arrivare lì e votare sì, no, grazie, arrivederci. Qua si sta parlando di attività economiche, qua si sta parlando di economia regionale, le casse della regione. Qua si sta Soprattutto continuando. permettimi di sottolineare proprio in periodi in cui si cerca la resilienza, no? Questa famosa frase è nata dopo l'apparizione della pandemia in Italia, resilienza dovrebbe dire ripartenza in un certo senso, no? Cioè tornare a dare un nuovo futuro immediato anche a coloro che fanno gli imprenditori di piccolo o di grande, medio, grande livello, cioè dare anche un messaggio chiaro di ripartenza. Se la tecnologia in un certo senso da una parte deve aiutare, perché sicuramente va bene anche a te che ci sia magari una app, come hai detto, ma che abbia un'utilità in un certo senso, ma se dall'altra parte crei un'app che invece di aiutare
tronca le gambe sul nascere, è chiaro che si può parlare poco di resilienza, poco di PNRR o PPNR, come lo vogliamo chiamare, insomma, alla fine qualcosa non torna, cioè i conti tornano a qualcuno, ma in piccola parte rispetto a quello che è la ricaduta poi operativa sul territorio. Sì, sì, è vero, ma c'è anche un aspetto, se andiamo proprio a guardare l'app. L'app dovrebbe essere un'app dove ti permette di vedere e confrontare i prezzi nei vari distributori. C'è già. Noi per legge nazionale dobbiamo, perché se no becchiamo una sanzione, ok? Trasmettere ogni 7 giorni oppure ogni cambiamento di prezzo al MISE, Osservatorio dei Prezzi. Quindi un classico cittadino va all'osservatorio dei prezzi, decide che regione è, va a vedere nel comune e si trova già tutti i prezzi dei distributori. Ok? In più possiamo dirlo anche un'altra cosa, che se si va nel sito della regione trovi già tutti i prezzi dei vari distributori. Quindi non so l'assessore Scoccimarro che intenzione ha con questo, non lo so veramente, non me lo sto spiegando, solo che adesso arriviamo a un punto veramente critico, perché se passa questa legge in questo modo qua, mi stupisco anche che certi miei colleghi che fanno rappresentanti a livello regionale... Mi hai anticipato la domanda. Ecco, nel senso, Sì. i tuoi colleghi a livello regionale come si stanno muovendo? Nel senso che da quello che abbiamo capito quasi tutti optano o non dico signor sì, va bene, non capisco ma mi adeguo, ecco, tanto per citare vecchie frasi. Cioè, come vi state muovendo? Cioè, alla fine, oltre a fare un po' di casino, mi sia consentito il termine, sui social, così, tanto per sparare i 420, ma a livello pratico vi state organizzando proprio per evitare di trovarvi da un giorno all'altro in mezzo alla strada e chiedere reddito di cittadinanza per vivere, oppure state facendo squadra nel senso vero e proprio per far capire a chi gestisce, a chi è in mano in questo momento la patata, di dire attenzione, sì, voi avrete la patata, però il coltello ce l'ho io, dovete anche capire che se mi arrabbio il coltello lo taglio giusto in un certo senso. Sì, ovvio che purtroppo i numeri vicino al confine di gestori siamo ormai rimasti anche pochi, questo è vero. Però ci stiamo confrontando, ci stiamo sentendo, stiamo analizzando, ovviamente stiamo vedendo cosa sta succedendo, quindi ci stiamo confrontando per vedere come agire, cosa fare, con chi parlare, perché alla fine anche una protesta, tra virgolette, ho sempre detto, la protesta serve fino a un certo punto, basta vedere le proteste di altro genere che alla fine non portano a casa il risultato. Ma con fatti concreti, con documenti alla mano, con prove alla mano, è più difficile dire un no che a differenza un sì. Quindi in teoria ci stiamo muovendo sì, ma per vie ovviamente politiche, giurisdizionali, come è giusto che sia, perché alla fine andare in Piazza Unità in 30 non ha senso. Ovviamente bisogna muoversi in un certo modo, quello sì, bisogna cercare di fare sensibilizzare ovviamente tutti gli attori in campo, quindi politici, in questo caso consiglieri regionali, confrontarsi con loro e dimostrare con i fatti che se non agiscono e non modificano oppure a questo punto non votino questa proposta qua, è meglio per tutti. Oppure votarla sì, ma modificando determinate cose, perché, esempio, non abbiamo accennato questa cosa qua, ma noi gestori stiamo anticipando dei soldi per i cittadini, che a sua volta le compagnie petrolifere si erano un po' rotto le scatole di farlo e hanno delegato noi gestori. Quindi già noi abbiamo, come si dice, una borsella economica piccola, in più queste cose qua, anche perché se noi andiamo a leggere la legge regionale attualmente parla di contributi al cittadino, e se noi confrontiamo la legge di Bolzano con la nostra, che invece parla di sconti, è uguale. Allora io mi domando, la regione come mai si permette di dire che abbiamo dei contributi quando stiamo facendo uno sconto? Allora, se stiamo veramente parlando di contributi al cittadino, i rimborsi regionali non dovrebbero più passare attraverso i gestori, ma andare direttamente al cittadino. Quindi il cittadino mi arriva, mi paga i 20 litri in prezzo pieno e dopo tot tempo gli arriva il rimborso. Allora si può parlare di contributo.
Bene, grazie Manuel per il tuo Prego. intervento. Chiaramente rimaniamo aperti, come si dice in questi casi, anche a coloro che sono stati tirati per la giacchetta o per la cravatta, giustamente per il diritto di replica. Come giustamente ha detto e ha sottolineato Manuel Rizzi, non è una legge che entrerà in funzione domani mattina, è una prospettiva che si sta materializzando a livello di regione, dovrà chiaramente poi passare attraverso anche il Consiglio regionale, però chiaramente se tutto passa in silenzio e poi a frittata fatta si cercherà di capire il perché, non succederà nulla, nel senso che ormai fatta la frittata, arrivederci. Ma se invece prima che la legge approdi in Consiglio regionale si cerchi in un certo senso attraverso i vari canali di sistemare gioco forza lungo il percorso, insomma le eventuali buche, per evitare, come detto, che poi una volta gettato l'asfalto non ci si penta e, ripeto, come ho detto prima, trovare molte persone per strada senza un lavoro in attesa di un futuro che sarà sempre più nebuloso, gioco forza. Se Grazie posso, Manuel. se Sì. posso, ultima cosa. Io spero che l'assessore Scocimarro non parli soltanto con determinati rappresentanti sindacali, ma si permetta l'onere o l'onore di parlare con tutti i gestori, perché non è possibile che lui parli esclusivamente con un sindacato e non vengano citati altri due sindacati. Mi sto riferendo al sindacato ovviamente Figi Confcommercio e gli altri due, Fegica e Five Confesercenti, non vengono mai presi in considerazione. Quindi io mi auguro che l'assessore regionale Scocimarro incominci a colloquiare con tutti e non soltanto con alcuni. Grazie. Bene, grazie Emanuele, buon lavoro. Terremo, come si dice, le antenne puntate anche comunque nel proseguio dei giorni. Come ho già ripetuto, chi vorrà intervenire, dare risposta differente rispetto a quello che ha detto Manuel Rizzi, siamo qui a disposizione. Ringrazio anche i nostri amici vicini e lontani, come sempre, per la visione e l'ascolto. Per quanto riguarda l'informazione, vi diamo appuntamento nel corso del pomeriggio per un live news flash, chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, non nostra augurare a tutti voi un buon proseguio di giornata. Grazie mille. Ciao Omar. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.